È molto importante lavorare sull'immagine anche che accompagna tutti gli interventi che facciamo sul territorio. Continua il percorso di crescita del gruppo Azione Locale Baldo Lessinia per tutti il GAL, che si è spostato dalla sede di Grezzana per approdare a quella di Soave all'interno dell'affascinante cortile del municipio. Una scelta che è anche logistica, dato che il GAL veronese è coordinatore di tutti i GAL del Veneto e si fa promotore di iniziative per ben 39 comuni della provincia scaligera. Il suo intendimento è quello di portare benefici ai territori, in particolare della montagna, troppo spesso messa ai margini, e soprattutto svilupparne il turismo con azioni efficaci. Siamo circa a metà del PSR 2014-2020, stanno per partire i primi interventi, a giorni partiranno i lavori dei progetti a regia, di cui avevamo anche parlato tempo fa. Sono fuori tanti bandi destinati ai privati, quindi siamo in piena operatività e molto vivi. Non soltanto, l'idea è anche quella di avviare una sempre più stretta collaborazione tra la montagna e la pianura, in modo da avviare uno sviluppo congiunto e che possa portare benefici a tutti. Inutile, come ricorda il sindaco di Soave, cullarsi sugli allori. Non è più sufficiente dire che il nostro prodotto è buono, bisogna abbinare altre considerazioni e io credo che il nostro territorio abbia tutte le caratteristiche per poter riuscire in questo progetto importante e che dia poi soddisfazione a quelle che sono le attività nostre e le aziende nostre. Credo che la montagna è il grande tema che dovrà affrontare anche la politica veronese. Non possiamo continuare con lo spopolamento delle zone montane, dobbiamo reinvestire. I fondi europei sono uno dei veicoli principali. Noi come provincia ci siamo, abbiamo un ufficio che si chiama Europe Direct, che fa da trade union tra le imprese e l'Unione Europea per attrarre contributi. Gran parte dei contributi, specie in campo agricolo, destinati alla montagna. Questo è il futuro, è uno dei temi un po' ai margini, ma che per forza deve tornare al centro della scena. E così turismo sostenibile, sviluppo di sistemi produttivi locali, valorizzazione del patrimonio naturale divengono per il GAL una missione vera e propria da portare a termine entro il 2020.